stretta di mano fra i due capitani in mezzo al campo, tutto è pronto per il calcio d'avvio. Cottini in divisa rossa, pantaloncino nero e calzettone nero, all'Italia in tenuta completamente verde. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro per l'inizio di questa terza giornata. L'ok dei portieri arriva. Si può cominciare. Batte il Cottini, che fa girare subito palla dalla difesa con Sentinelli. Pallone sulla destra, subito intercettata dai ragazzi dell'Italia, ma è bravissimo il numero 14 a destreggiarsi sulla fascia. Subito partita molto combattuta, tanti contrasti a centrocampo. Ancora prova l'assist per Di Vittorio, leggerezza Di Vittorio col mancino ed è subito vantaggio Cottini. Disattenzione della difesa dell'Italia, 1-0 col sinistro il numero 95. Subito 1-0, neanche un minuto di gioco. E Di Vittorio ha già portato in vantaggio gli uomini del Cottini Staibano Gomme. Sorpresa la difesa dell'Italia, errore di Gimelli, non da lui una disattenzione del genere. Fatto sta che la squadra di mister Fratini conduce per 1-0 ed è subito in salita per l'Italia, che prova subito a recuperare il pallone con De Francesco. Limite dell'area, prova la conclusione dalla distanza, rimpallata, ancora un contrasto, ne esce vincitore per un attimo il numero 9 Pier Giovanni, poi Sentinelli spazza in fallo laterale, riprende con la rimessa dall'Italia, ancora Gimelli, stasera con la fascia di capitano per l'assenza di Severini, il cross in mezzo, si è incuneato, poi con il tacco cerca l'assist il numero 8 Tremiliti, ancora il pallone in mezzo, può ripartire però il Cottini in contropiede con la velocità di Di Vittorio, tutto mancino il numero 95, se la porta avanti, ottimo da quest'altra parte il cross, è vicinissimo al 2-0 la squadra in maglia rossa con Volpi. Inizio sprint del Cottini Staibano Gomme, vicinissima al 2-0 dopo essere passata in vantaggio. All'Italia frastornata, deve tentare di riprendersi. Gimelli, De Francesco, Pier Giovanni non aggancia ma recupera in mezzo al campo la squadra in maglia verde con Balsani, ancora lui, appoggia sulla destra, studia il piazzamento dei compagni Taroni, poi preferisce rifugiarsi tra i piedi di Gimelli, che appoggia ancora per Taroni, pressing di Di Vittorio, decide di cambiare fascia all'Italia, non ha spazi Balsani perché il pressing del Cottini è di squadra e non è facile trovare il giusto varco. Qui respinge la difesa in maglia rossa e riparte subito con i suoi attaccanti velocissimi. Per ora Volpi e Di Vittorio, pallone smissato sulla sinistra, chiede il pallone Croce, preferisce il lancio lungo, ancora a cercare Volpi, aggancio volante, prova a metterla in mezzo, non era semplice, pallone che finisce in fallo di fondo e Calcaro è già pronto per la rimessa. Gimelli, quasi 4 minuti qui allo Sport City, ricordiamo che il parziale è cambiato dopo 60 secondi, Cottini Staibano Gomme in vantaggio con la rete del suo attaccante principe Diego Di Vittorio. Siamo da quest'altra parte per l'Italia con la rimessa di De Francesco, tenta di inserirsi tra le maglie rosse Tremiliti ma fa buona guardia la difesa del Cottini con la supervisione di Galassi, che ha già il pallone in mano pronto per la lunga rimessa con le sue lunghe leve, cerca e trova un assist per Volpi che può provare il mancino al volo, recupero miracoloso della difesa dell'Italia, ancora Volpi il destro e Calcaro deve impegnarsi con il piede. Ancora la difesa dell'Italia che spazza ma il Cottini in mezzo al campo recupera, pallone smissato sulla destra, ancora per Volpi. Di Vittorio, ottimo il velo per Croce che fa girare sulla sinistra, buon ritmo del Cottini Staibano Gomme che sta imprimendo al match. Ora Calcaro che blocca e serve ancora Gimelli, Balsani in mezzo al campo pronto a orchestrare, Tremiliti,
ma già 3 uomini del Cottini intorno, pressing asfissiante degli uomini di Fradini che escono vittoriosi anche da questo contrasto. Balzani recupera, ma c'è un fallo fischiato dal direttore di gara, eccesso di pressing da parte del numero 14 del Cottini. Può ripartire dall'Italia con Taruni, De Francesco che si è inserito, prova a mettere il pallone in mezzo, nessun problema per Galassi che si distende, blocca il pallone, lo fa suo. È già ripartito il Cottini, chiede il pallone Croce in mezzo al campo, lo ottiene in questo momento. Fa girare palla senza fretta la squadra in maglia rossa. Di Vittorio, sponda col petto. È Volpi, scusate, che serve indietro. Ancora Croce. Si gira. Appoggia sulla destra. Superato il centrocampo. Qui è buona la manovra di pressing da parte dell'Italia che con Pier Giovanni aveva riconquistato il pallone. Ora De Francesco che riesce a servire Balzani. Prova l'affondo sulla destra, ma 2 uomini del Cottini lo fermano ed è subito contropiede. Volpi si invola sulla sinistra contro Gimelli. Volpi se la porta sul sinistro e Calcaro blocca. Riparte l'Italia. Vicino al 2-0 il Cottini in un paio di occasioni, ma Calcaro è stato bravo a mantenere il parziale fermo sull'1-0. Balzani. Lob morbido a cercare l'inserimento di Pier Giovanni, ottimo il disimpegno di Sentinelli che poi stoppa benissimo e rilancia. Azione perfetta di Sentinelli in difesa, quasi diventa un assist per Di Vittorio. Croce che blocca in mezzo, non c'è un secondo di respiro, partita dai ritmi altissimi. Sentinelli gira il pallone sulla sinistra. Gioco a 2 del Cottini, prova il pressing Tremiliti. Croce che è qualche metro avanti rispetto alla sua posizione abituale. Il pallone sulla destra, il cross da parte di Tajani, interessante, fuori dalla portata degli attaccanti del Cottini che sono molto veloci ma non molto prestanti fisicamente. Preferisce infatti giocare in velocità la squadra di mister Fradini rispetto ad allargare il gioco sulle fasce. Ancora possesso Cottini in mezzo al campo. Volpi, anticipato stavolta da Gimelli, prova a ripartire dall'Italia. De Francesco dopo un rimpallo, ma ancora il pallone fra i piedi degli uomini del presidente Staibano. Galassi lungo con i piedi, stavolta nella terra di nessuno. Finisce in fallo laterale, ma che bell'inizio di partita. Rimessa all'Italia. Ancora a quota 0 in classifica. La squadra in maglia verde, frutto di 2 sconfitte. Con la Pisana nella partita d'esordio e prova adesso però a venire in avanti la squadra in maglia verde. Sentinelli però ha già recuperato e può ripartire il Cottini. Di Vittorio si è involato, riceve in questo momento 1 contro 1 con Gimelli. Di Vittorio, pallone sul sinistro, studia il piazzamento dei compagni, prova a metterlo in mezzo, per un attimo è fermato il suo tentativo di cross, ma il pallone è ancora fra i suoi piedi. Poi Croce che tenta il tacco per allargare il gioco, ma è brava la difesa dell'Italia a difendere. Palla in fallo laterale, secondo il direttore di gara è in favore del Cottini Staibano Gomme che va alla rimessa con Vincenzo. Per Croce, ancora Vincenzo, il pallone in mezzo a cercare un inserimento, chiama la sfera Calcaro e la fa sua. Con calma serve Gimelli invece di andare al rilancio lungo, saggiamente l'estremo difensore dell'Italia. Che è la seconda partita, ricordiamo, ha perso contro la Golbet. Taroni, Gimelli, De Francesco in mezzo a 2 uomini del Cottini, perde il pallone. Croce, Vincenzo, con calma serve Sentinelli, alza la testa il numero 2, preferisce servire corto per il numero 14, poi il pallone allargato sulla sinistra dove ha spazio Vincenzo, si accentra, bravo Balzani a vincere il contrasto e recuperare il pallone. C'è Pier Giovanni sulla sinistra, preferisce il servizio lungo per De Francesco che ha contro Sentinelli. Ancora De Francesco, riesce a servire Tremiliti all'indietro, che va ancora indietro, ma sono indiamonati gli uomini del Cottini che ripartono sulla sinistra col mancino, ancora di Volpi e Calcaro deve impegnarsi ancora una volta.
Calcio d'angolo Cottini, Di Vittorio si fa vedere, probabilmente sarà un cross in mezzo per Croce e Calcaro se la ritrova lì, incredibile. Vicinissimo ancora al 2-0 il Cottini, l'Italia resiste, riparte con De Francesco, il cross in mezzo e qui Galassi è bravissimo in tuffo a bloccare in 2 tempi il pallone. Partita ricca di azioni, di ribaltamenti di fronte. Le squadre giocano a viso aperto per vincere, senza troppi tatticismi. Sentinelli, Tajani, Di Vittorio si gira, alza la testa, cercava il servizio per Volpi, colpisce male il pallone, l'ha recuperato l'Italia con De Santis per Gimelli. Testa alta il capitano dell'Italia, supera in questo momento la metà campo, serve De Francesco che si muove moltissimo. Qui c'è un fallo in mezzo al campo di Croce ai danni di Balzani. Un calcio sul ginocchio netto. Sarà calcio di punizione in favore dell'Italia. De Francesco sul punto di battuta, vediamo se tenterà una conclusione diretta. L'intenzione sembra quella, 2 uomini del Cottini in barriera, sono Croce e Di Vittorio. Le urla di Galassi scuotono il cielo dello Sport City per sistemare la barriera. Fischio l'arbitro, parte De Francesco, collo destro, conclusione distante dai pali della porta difesa da Alberto Galassi, che può ripartire con calma. Vincenzo, lungo lancio a cercare uno scatenato Volpi. Appoggia per Croce. Bravo Croce a mettere indietro per Vincenzo. Poi Galassi che spazza via. Ma non c'è nessun uomo del Cottini pronto ad approfittare del rinvio dell'estremo difensore. Pallone per Calcaro che ha già servito i suoi compagni. Balzani prova ad impostare. Voleva servire De Francesco ma è stato anticipato il numero 7 dell'Italia. Spera ancora per il Cottini. Croce, aggancio non facile. Grande tecnica per il numero 8 che ha servito Vincenzo sulla sua verticale per Volpi. Tajani ha spazio sulla destra, serve per Di Vittorio che è un collante fra centrocampo e attacco. Con la sua velocità può spaccare le difese avversarie e stasera ha già fatto male. Sentinelli, Di Vittorio in posizione di terzino in questo momento. Lungo, Mancino a cercare il colpo di testa di Volpi. Non è la specialità della casa, ma si era fatto trovare pronto. Calcaro guarda il pallone sfilare sul fondo, ma ennesima occasione pericolosa per il Cottini Stebano Gomme che sta sprecando troppo. In più occasioni andrà vicino al 2-0 la squadra del presidente Staibano. Qui fallo laterale che verrà battuto da Tajani. Cerca l'uomo più vicino a lui, alla fine sceglie Croce, anticipato da Gimelli però. 3 Militi. Pallone sul destro, a 2 uomini del Cottini intorno, Di Vittorio e Tajani. Prova a servire Balzani, ma anticipa tutto Croce, che con calma riparte sulla sinistra, può distendersi il Cottini. Vincenzo. Di Vittorio. Fermato bene in questo caso da De Santis, che ha servito Gimelli. Ancora De Santis, si fa vedere Balzani, preferisce il lancio lungo il numero 4 a cercare un aggancio pazzesco da parte di Pier Giovanni, poi Sentinelli lo anticipa in calcio d'angolo, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ma che bel gesto tecnico da parte di Pier Giovanni. Calcio d'angolo per l'Italia, Balzani servito, Di Vittorio in pressing, deve tornare indietro il numero 10. Pallone per Taroni che prova la conclusione, rimpallata, ancora Taroni, De Francesco. Per un attimo voleva servire Calcaro, poi ci ripensa e serve sulla destra. Ancora De Francesco. Lancio morbido a cercare 3 Militi. Buono l'aggancio col dribbling su Sentinelli, il pallone in mezzo. Ma stavolta, secondo il direttore di gara, non c'è deviazione. Sarà rimessa dal fondo direttamente, già battuta da Galassi. Quando siamo al 15° minuto di questo primo tempo. Cottini 1, all'Italia 0 sul terreno dello Sport City. Orchestra in mezzo, qui sbaglia il numero 14 però De Francesco, prova ad approfittarne ma
Vincenzo fa buona guardia e si va a prendere un fallo con grandissima esperienza. Buona azione difensiva da parte del numero 16, ma leggerezza su una porzione di campo molto pericolosa per il Cottini Stebano Gomme. Deve stare attento. De Francesco poteva essere molto più pericoloso. Riparte la squadra in maglia rossa. Vincenzo si fa vedere Croce, preferisce il suggerimento per Volpi, ma anticipa tutto De Francesco, che può dare la sfera tra i piedi di Pier Giovanni, che non riesce ad agganciare il pallone. Nessun problema per Galassi. Lungo lancio stavolta con i piedi, lascia scorrere Taroni direttamente al proprio collega Calcaro. Ancora Taroni, avvicina a Balzani, preferisce Gimelli, servito adesso Balzani, mette giù il pallone e serve ancora sulla sinistra Taroni. Scende a... Si muove molto il numero 10 dell'Alitalia, cerca la giusta posizione in campo per far girare i suoi, ma è veramente ben organizzata stasera la retroguardia del Cottini, che difende di squadra e non lascia varchi facili da aprire. Ancora una rimessa dal fondo in favore del Cottini Stebano Gomme. Pallone tra le mani di Galassi, che lo lancia in cerca di Volpi. Gli ha preso le misure stavolta Gimelli, che di testa mette in fallo laterale. Rimessa Cottini. Vincenzo indietro per Sentinelli. Si destreggia con grande classe il numero 2 Di Vittorio. Ancora Sentinelli, testa alta. Suggerimento per Di Vittorio, che ha tagliato la difesa. Pallone sul mancino, ma non riesce a dare la sfera a nessuno dei suoi compagni che non avevano tagliato, ma gesto intelligente da parte del numero 95. Qui c'è un break da parte dell'Alitalia con Balzani, Gimelli a Taroni sulla sinistra, vediamo che deciderà di fare il capitano, serve ancora Balzani. Eccolo Taroni. Supera adesso la metà campo, preferisce tornare indietro da Calcaro. Gira palla sulla sua tre quarti l'Italia. De Francesco prova il destro dalla distanza, non c'è stata deviazione. Si riprenderà con la rimessa dal fondo in favore di Galassi. Squillo dell'Alitalia, che può provare anche le conclusioni dalla distanza, dato che stasera non è per niente facile avvicinarsi alla porta dell'estremo difensore del Cottini. Può essere un'arma in più questa per gli uomini in maglia verde. Pier Giovanni, la sponda per il tentativo al volo da parte del numero 13 Nuti. Il coraggio c'è, la conclusione però è piuttosto sbilenca, finisce altissima rispetto alla porta difesa da Galassi, che ha già il pallone in mano ed è già pronto a ripartire. Stavolta Volpi, che si riesce a liberare di Gimelli, va sul fondo, Volpi se la porta sul destro, recupera Gimelli, ha costretto a tornare indietro Volpi, Croce se la porta sul destro, il tentativo in mezzo che è a metà fra un cross e un tiro, non ci arriva Di Vittorio, ancora un'occasione per il Cottini. Calcaro per Gimelli, lancio a cercare Pier Giovanni, sponda al volo per De Francesco, veramente ottimo il lavoro di sponda del numero 9 dell'Alitalia. Qui subisce il fallo però Vincenzo, si spiegano per Giovanni e l'esterno sinistro del Cottini. Si riprenderà con il fallo in favore dei ragazzi in maglia rossa. Minuto numero 19, ancora in vantaggio il Cottini Stebano Gomme per 1-0, quando Galassi sta per battere il calcio di punizione dalla sua area di rigore. Lungo con il destro, contrasto volante, ne esce vincitore per un secondo di Vittorio, poi però recupera l'Italia. 3 Militi, lo sgambetto da dietro da parte del numero 95 che chiede subito scusa. Fallo in favore per l'Italia. Gimelli dopo lo scambio con Balzani, ancora il numero 10 prova a manovrare l'Alitalia, ma non è facile questa sera. Pallone in mezzo, ancora un'uscita imperiosa da parte di Sentinelli. Croce, gioco di gambe con la suola,
del numero 8. Poi il pallone per Volpi che tenta un aggancio difficile, ce la fa in 2 tempi, poi mette subito in mezzo, ma non c'è nessun problema per Calcaro che blocca la sfera e ha già fatto ripartire Tremiliti. Scusate, la Balzani avanza ancora, un anticipo di Sentinelli che stavolta però viene bucato da Pier Giovanni che prova la conclusione con il destro, è deviata. Vediamo se Vincenzo riesce ad evitare il calcio d'angolo. Sì, ci riesce, ma regala una rimessa laterale ancora all'Italia. De Francesco, Sentinelli la spazza via senza problemi. Ancora Gimelli. Primo attacco convinto da parte dell'Italia con De Francesco che subisce fallo da Vincenzo. Secondo il direttore di gara è calcio di punizione e ammonito Vincenzo. Era scappato all'esterno sinistro del Cottini il numero 7 dell'Italia che ha subito fallo. L'arbitro lo ha giudicato valevole dell'ammonizione. Punizione piuttosto pericolosa dal vertice sinistro dell'area di rigore, difesa da Galassi, barriera a 3 per gli uomini del Cottini, Staibano Gomme ordinato dall'estremo difensore. De Francesco sul punto di battuta, o una conclusione diretta o un cross, parte il numero 7 per Balzani, ma sbaglia l'aggancio il numero 10, anche il pallone di De Francesco non era perfetto, può ripartire in contropiede il Cottini con Volpi per l'inserimento di Abbondanza, poi Tajani il destro e ancora vicinissimo al 2-0 il Cottini. È rimessa Calcaro, ma quanti rischi per l'Alitalia. L'1-0 in questo primo tempo può star stretto agli uomini di Fratini per il gioco espresso e per la mole di attacchi che sono riusciti a portare verso la porta difesa da Calcaro, che in qualche occasione è stato bravissimo, in altre è stato aiutato dalla mira non precisa degli uomini in maglia rossa. Fatto sta che il punteggio è ancora fermo sull'1-0 ed è la rete di Di Vittorio per ora a decidere il match. Taroni, fronteggiato da Di Vittorio. Balzani, uno dei migliori dei suoi, prova il servizio per Pier Giovanni, stavolta non riesce a controllare il pallone. Galassi si lamenta con i suoi per le marcature forse troppo lente in questa circostanza. Bisogna sempre mantenere la massima concentrazione. Il pallone ancora fra i piedi del Cottini con Volpi che prova addirittura la conclusione. Calcaro non ha problemi e vede con lo sguardo il pallone sfilare e ha già servito Balzani. Tremiliti, contrasto in mezzo al campo, la rimessa è del Cottini. Pallone rimpallato sulla caviglia di Tremiliti ed è già pronto Tajani alla battuta. Pallone lungo a cercare l'inserimento di Croce che nonostante il servizio troppo lungo ringrazia lo stesso il compagno per l'intenzione. Ora Gimelli. L'Italia manca terribilmente la fantasia e in attacco del suo bomber Severini, stasera assente. È sicuramente un giocatore dalla quale possono partire giocate importanti e decisive. Questa sera la sua assenza pesa tantissimo per gli uomini in maglia verde. Croce, 1-2 con Volpi, ancora Croce, molto mobile il centrocampista del Cottini, oltre a fornire una regia elegante e precisa, riesce sempre a inserirsi anche con una discreta costanza. Ora Di Vittorio, contrastato da Taroni, il sinistro, Calcaro la tiene lì, doppio miracolo del numero 1, poi Tajani, ed ancora il pallone fuori, vicinissimo al 2-0 il Cottini. Calcio d'angolo, chiude in avanti questo primo tempo la squadra di mister Fratini. Dal punto di battuta Croce, pallone in mezzo, il vero Di Vittorio, se la porta sul sinistro, riesce a destreggiarsi, poi si allarga però con il tacco, cerca il servizio per Vincenzo, ma De Francesco lo anticipa e può ripartire, ma è ancora bravissimo Vincenzo a conquistare con esperienza un fallo importante perché l'Italia stava ripartendo a tutta forza. E sarà lui a battere il calcio di punizione per Sentinelli.
Volpi studia il piazzamento dei compagni e serve sulla destra, poi Sentinelli lascia Croce, si fa vedere Tajani, Croce prova a servirlo con un pallone delizioso ma è bravissimo Taroni a chiudere. Gimelli, pallone morbido a cercare De Francesco, anticipa tutto De Vincenzo che poi riparte. Volpi preferisce temporeggiare, non affondare il colpo, serve Croce, c'è Tajani sulla destra, servito in questo momento, ancora il pallone per Croce, troppo lungo però, finisce in fallo laterale e con questo pallone di Tajani finisce il primo tempo qui allo Sport City. All'Italia 0, Cottini Stebano Gomme 1, per ora il match lo decide Di Vittorio. E inizia la ripresa, ricordiamo il parziale del primo tempo, all'Italia 0, Cottini, Stebano Gomme 1, Di Vittorio che fino adesso decide il match con la sua zampata di sinistro. Andiamo in questa ripresa, qualcosa è cambiato fra gli uomini del Cottini, all'Italia 9 uomini quindi è costretta agli straordinari, qui Di Vittorio che recupera il pallone. Contrasto con Taroni ma l'arbitro ha il giallo in mano per un intervento precedente, se lo prende Tremiliti. Ripartiti subito gli uomini del Cottini con la rimessa, Sentinelli, Piergiovanni che riesce a rubare il pallone, non è fallo secondo il direttore di gara. Piergiovanni il destro all'Italia vicino all'1-1. Una disattenzione della retroguardia degli uomini di mister Fratini. Sentinelli è andato con troppa leggerezza sul pallone, Piergiovanni è stato bravo a soffiarglielo, qui Di Vittorio che prova il mancino ma fuori misura rispetto alla porta difesa da Calcaro, nessun problema. Piergiovanni, dicevamo, ha tentato l'azione solitaria, poi con il destro andare a concludere, pallone alto sopra la traversa, ma l'Italia dimostra di essere viva e imposta con Balzani. Sulla sinistra il pallone, un cross in mezzo, nessun problema per Galassi che ha già bloccato e prova a servire il nuovo entrato Dominici. Rimessa Cottini per l'anticipo di Tremiliti. Vincenzo, Dominici contro Gimelli, riesce a superarlo il numero 23, il cross in mezzo per Croce che fallisce il gol del 2-0 con il piattone. Calcaro ha già rimesso. Gimelli stasera piuttosto in difficoltà negli 1 contro 1, di solito è un difensore affidabilissimo. Questo match ha qualche difficoltà in più contro la velocità degli uomini di punta del Cottini Stebano Gomme. Di Vittorio, Volpi e Dominici sono molto rapidi e mettono in difficoltà calciatori con le lunghe leve come Gimelli. Ora rimessa all'Italia, battuta male però non riesce a controllare la sfera, quindi sarà rimessa Cottini. Croce, contrasto in mezzo al campo, ne esce vincitore Tremiliti che se la giostra con il tacco, poi all'esterno a cercare De Francesco ma il pallone è sbagliato e allora Vincenzo per Dominici, appoggia saggiamente in mezzo, sbaglia però l'appoggio Antonini, recupera il pallone all'Italia. De Francesco alza la testa e serve sulla destra Nuti, ancora De Francesco, Nuti prova a mettere il pallone in mezzo, Croce riesce a mettere il piede e a contrastare il tentativo di traversone. Rimessa all'Italia, De Francesco subito in mezzo, Sentinelli stavolta che spazza di testa. Soffre il Cottini in questo inizio di ripresa. L'Italia prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Di
Di Vittorio. Pallone per Antonini, che preferisce rifugiarsi da Galassi. Per Dominici, tocco con la mano, secondo il direttore di gara, pressa molto alto l'Italia. De Santis, Balzani, Tremiliti, ottimo la giocata di De Santis per servire ancora il numero 8, De Francesco che si incunea in aria, è bravissimo Sentinelli a mettere il pallone in calcio d'angolo. Spinge la squadra in maglia verde, cross in mezzo, allontanato Tremiliti dal limite, serve De Santis invece di tentare la conclusione al volo, ma è ancora calcio d'angolo. Qui poteva cercare di tirare al volo il numero 8, non se l'è sentita. Appoggiato in mezzo per De Santis, che ha calciato di prima intenzione. Un difensore del Cottini a contrastare, il pallone si è impennato, addirittura uscito dal terreno di gioco. Adesso può essere rimesso in gioco tramite il calcio d'angolo. In mezzo Pier Giovanni prova la giocata di tacco, contrastato da Croce, può ripartire il Cottini. Di Vittorio, poi Gimelli, Far West in mezzo al campo, e allora Balzani che risolve. Gimelli, Taroni, ha spazio, può provare la conclusione, esterno destro, la colpisce male il numero 5, nessun problema per Galassi. Ha già servito sulla destra Tajani, l'estremo difensore del Cottini. Sentinelli, Vincenzo, Croce, ancora per Vincenzo, in pressing alto ancora l'Italia, stavolta Gimelli bravissimo nel contrastare Dominici e subire fallo. Battuto da De Francesco. Tremiliti, c'è Gimelli solo, ma ancora De Francesco che lo serve in questo momento. Dominici in pressing, deve stare attento alla retroguardia in maglia verde, perdere il pallone in quella zona potrebbe essere davvero sanguinoso. Sentinelli su Pier Giovanni in pressing altissimo. De Francesco, spazio sulla destra, il cross deviato, sarà fallo laterale dalla parte opposta in favore dell'Italia che continua a spingere. Cross lungo con le mani, De Francesco, Vincenzo di testa riesce ad allontanare, poi Dominici, Di Vittorio, perde il contrasto, Pier Giovanni dal limite, prova il destro, ciccato, ma c'era Galassi. Rimessa dal fondo in favore del Cottini Stebano Gomme, che sta soffrendo però gli attacchi dell'Italia, che è entrata in campo con un diverso piglio. Quando sono trascorsi 8 minuti di questa ripresa, il risultato è invariato rispetto alla prima frazione, ancora sta conducendo il Cottini Stebano Gomme per 1-0. Qui il lancio con Gimelli che giganteggia di testa, ma si inserisce Dominici, non fischia l'arbitro ed è 2-0 Cottini. Nessun fischio da parte del direttore di gara e Dominici col mancino ha trafitto Calcaro. 2-0 per gli ospiti. Nel momento migliore dell'Italia arriva il 2-0 del Cottini Stebano Gomme, che con Dominici prova il sorpasso definitivo. Ancora il numero 23 entrato con la giusta carica, Croce in mezzo al campo, ancora Dominici, qui c'è un fallo su Croce non sanzionato dall'arbitro, si fischia in questo momento, probabilmente ci sarà cartellino giallo. Tremiliti ha già ammonito, in caso di ammonizione finirebbe sotto la doccia. L'arbitro preferisce, non se la sente di espellere il calciatore dell'Italia. Antonini, l'arbitro non se l'è sentita di espellere il numero 8 dell'Italia. Sotto di 2 gol sarebbe rimasta in 7 uomini. Dominici prova il sinistro dalla distanza, la colpisce male, pallone alto rispetto alla porta, ripresa da Calcaro che ha già rimesso in gioco.
De Francesco si fa vedere, il lancio invece a cercare Pier Giovanni, respinge Sentinelli e allora Gimelli che appoggia per Balzani, ma pressa alto il Cottini. Il gol ha dato nuova energia agli uomini di mister Fratini, che avevano iniziato il secondo tempo con un po' di paura. Balzani preferisce tornare indietro da Calcaro. Ancora Balzani. Lancio morbido a cercare Pier Giovanni. Sentinelli con il piede riesce ad allontanare, ma ancora il pallone sulla sinistra, in mezzo, e Galassi respinge in tuffo. Pallone allontanato poi, ma c'è il calcio di punizione in favore del Cottini. Secondo il direttore di gara, De Francesco ha usato le mani in maniera troppo veemente per liberarsi della marcatura di Vincenzo, ed allora è calcio di punizione per il Cottini già ammonito. Antonini, Croce, appoggia per Sentinelli, si fa vedere Tajani che riceve in questo momento, prende tempo Tajani, serve di Vittorio in mezzo al campo, sempre bravo a farsi trovare libero il numero 95, che qui però perde il contrasto, ma con l'aiuto di Tajani riesce a ritrovare la sfera. Dominici, Croce, vede subito l'inserimento di Vittorio, il sinistro, non riesce a trovare il pallone, sarebbe stato probabilmente il 3-0 questo. Balzani, Pier Giovanni, controlla un po' difettoso stavolta, riesce Dominici a contrastarlo, ma poi De Santis è bravissimo a fermare il numero 23 del Cottini, prova addirittura la conclusione il difensore dell'Alitalia, ed arriva il primo time out al 10° di questa ripresa. Alitalia 0, Cottini Stefano Gomme 2. Tutto è pronto per riprendere il gioco. Antonini per Croce. Ancora Antonini. Sentinelli. Spazza via con il sinistro a causa del pressing alto da parte dell'Alitalia. Qui Volpi che prova a imbolarsi. Bravissimo stavolta Taroni a fermare l'azione, a servire De Francesco. C'è spazio, 2 contro 2. De Francesco, il dribbling carietale il sinistro. Galassi col ginocchio. E poi Sentinelli, ma che parata da parte dell'estremo difensore del Cottini. Perde palla Sentinelli. E Nuti scarica il destro, ma è fuori. Ha rischiato qui il Cottini Stefano Gomme. Si è dovuta affidare come al solito all'esperienza e alla classe del suo estremo difensore Alberto Galassi, che anche in questa occasione si è fatto trovare pronto. Qui Volpi vince il contrasto aereo. Si invola verso la porta, supera Taroni, Volpi in mezzo, Dominici, il pallone rimane lì, Calcaro, un intervento pazzesco dell'estremo difensore dell'Alitalia. Antonini, Tajani, ancora Antonini, ha salvato i suoi dal 3-0 Calcaro. Pier Giovanni, Sentinelli in anticipo. Taroni prova a mettere ordine e affida la sfera a Gimelli. C'è Balzani solo, riceve in questo momento. Ancora un'impostazione da parte del numero 10, De Francesco. Ha spazio De Santis che prova il destro, che sibila il palo alla sinistra di Galassi. Può succedere di tutto ad ogni azione. Il risultato è ancora fermo sul 2-0 per il Cottini Stefano Gomme, ma sia l'Alitalia che gli ospiti danno l'impressione di segnare ad ogni azione offensiva. Qui è Dominici che scorre tutta la linea dell'area di rigore. Non c'è nessun fallo secondo il direttore di gara. Gemelli è intervenuto regolarmente. E allora Croce, Zampetti, Dominici, Croce che ha spazio, intervento di Taroni, Tajani che si è spostato sulla sinistra, inserimento di Croce, ancora Tajani, contrasto con Balzani, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Si riprenderà con la rimessa dal fondo in favore dell'Alitalia. Calcaro che va a recuperare il pallone con grande velocità. 7 minuti alla fine di questo match veramente avvincente, senza un attimo di respiro. Le squadre sono già in grande forma fisica. Balzani a cercare De Francesco, ancora Sentinelli, il pallone rimane lì per Giovanni, anticipato all'ultimo da uno strepitoso intervento difensivo di Tajani.
E allora Taroni, ancora Balzani, ancora a cercare De Francesco, stavolta buca l'intervento Sentinelli e Galassi si salva come può, ma deve regalare il calcio d'angolo agli uomini dell'Alitalia che ci credono ancora. De Francesco in mezzo, svetta Tajani, pallone fuori, controllato da Balzani che prova a scaricare il destro, ma Croce lo rimpalla e parte Dominici. Qui Balzani compie fallo, ma è vantaggio secondo l'arbitro. Esce Calcaro e colpisce il palo Volpi, incredibile. Riparte l'Italia, Zampetti anticipa, Croce, Antonini, ancora Volpi che allarga sulla destra, c'è spazio per il mancino di Dominici che serve sulla sinistra per Tajani, prova il destro, Calcaro col piede, ennesimo intervento della sua partita. Il cartellino è quello che hanno io guardato. Ammonito Balzani con ritardo proprio per il fallo sulla ripartenza di Dominici. Si è preso il giallo, il numero 10 dell'Alitalia, ma è calcio d'angolo in favore del Cottini. Cross in mezzo, Tajani di testa, il pallone rimane lì, ancora Tajani, Calcaro in uscita. La sua uscita diventa un assist per Piergiovanni. De Francesco ancora per Piergiovanni che può metterla in mezzo, lo fa in questo momento e non arriva per un secondo all'appuntamento col 2-1 Nuti. Ancora 6 minuti di passione qui allo Sport City. All'Italia 0, Cottini 2. Ma questa partita sembra voler raccontare ancora qualche episodio. De Santis supera il centrocampo, contrastato da Croce. De Santis in mezzo, Nuti e Tajani riesce ad anticipare, ma insiste l'Italia. Gimelli, pallone morbido in mezzo all'area, ancora Tajani, Croce che fa ripartire Dominici, ha spazio, fronteggiato da Gimelli, da quest'altra parte per Volpi che è solo contro Calcaro. Volpi controlla il pallone con il braccio, secondo il direttore di gara si riprenderà con il calcio di punizione in favore dell'Alitalia. Gimelli, già battuto, Piergiovanni, ancora Gimelli, lancio morbido a cercare De Francesco, Sentinelli in anticipo ma regala il calcio d'angolo agli uomini in maglia verde che sferrano i loro ultimi attacchi. De Francesco dalla bandierina, invece mette nel mezzo, appoggia per Tremiliti che prova il destro ciccato, può ripartire ancora il Cottini però, cambio di fronte, Dominici non affonda il contropiede, preferisce controllare, serve Antonini che ha già scaricato per Volpi, c'è Tajani sulla sua verticale, lo vede Volpi e l'ha servito, preferisce tornare indietro ancora da Volpi che ha spazio, il destro e Piergiovanni riesce a contrastare la conclusione del numero 17. Antonini, Sentinelli, Croce, Antonini, torna indietro ancora dal numero 2 che con un lungo lancio cerca e trova Dominici che compie un aggancio straordinario. Qui l'arbitro non fischia il fallo su Zampetti, allora riparte l'Italia. Piergiovanni per Balzani, ancora Piergiovanni che la gira per il numero 10, il tiro cross e Galassi in splendido stile mette il pallone in calcio d'angolo. Angolo all'Italia, il cross in mezzo per Taroni che scarica il destro lontano dalla porta difesa da Galassi. Siamo agli ultimissimi minuti di questo secondo tempo, ultimi 4 minuti qui allo Sport City. Rimessa a Cottini, Antonini è solo, Zampetti lo serve in questo momento, poi rilancia Gimelli che come può riesce a respingere il pallone, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Zampetti, Antonini, ancora per Dominici, ancora Gimelli però, pronto a rilanciare in avanti, Piergiovanni che tenta di mettere ordine, Balzani,
Ancora Pier Giovanni sulla destra, servito in questo momento. Gioca a tutto campo il numero 9 dell'Alitalia. Cottini vicino alla seconda vittoria consecutiva, che la proietterebbe a 6 punti in classifica. Qui De Francesco compie un gol pazzesco in mezza rovesciata. Che cosa ha fatto il numero 7? Da lustrarsi gli occhi, l'accorcia le distanze l'Alitalia con il numero 7 De Francesco, che in splendido stile al volo, in rovesciata, scaricato in rete. Galassi non poteva fare nulla. Assisteremo a 3 minuti finali veramente bollenti. Qui Pier Giovanni scarica con il destro, Tajani a respingere, poi Croce con calma, il capitano del Cottini, contrastato da Pier Giovanni. Croce con tutta la calma del mondo guadagna un fallo laterale e secondi preziosi per la squadra di mister Fratini. Volpi, Taroni, ancora il pallone al limite dell'area, Pier Giovanni, De Francesco subito in mezzo, Galassi respinge e con l'aiuto di Sentinelli completa il disimpegno. In fallo laterale ancora a favore dell'Alitalia. Volpi e Taroni in contrasto, non fischia l'arbitro, ancora il numero 5. Scarica Nuti, poi Volpi che rilancia il più là possibile. Calcaro già servito Gimelli, 120 secondi alla fine. Rilancio lungo del capitano dell'Alitalia, ma sbaglia il controllo Tremiliti. Allora Croce che ha servito Dominici, Cottini, Stebano, Gomma e contropiede. Qui c'è un intervento di Balzani che è già ammonito. Giallo per il numero 10 e cartellino rosso all'Italia in 7. No, qui manca le nere. Calcio di punizione in favore del Cottini Staibano Gomme, che respira dopo che l'Italia ha accorciato le distanze e che sta premendo fino alla fine alla ricerca del pareggio. Calcaro sistema la sua barriera. Sul punto di battuta Dominici. Fischia l'arbitro. Parte il numero 23, il sinistro, respinge De Francesco in barriera, ma è fallo laterale ancora per il Cottini. Lo batterà Zampetti. È rimasto a terra però il numero 7. L'impatto con la sfera è stato forte, era una sassata quella del numero 23 che ha colpito in pieno l'autore del meraviglioso gol che ha riaperto la partita. Si rialza De Francesco, non c'è bisogno dell'intervento della panchina. E allora Zampetti può riprendere il gioco, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare. Zampetti per Dominici, ancora Zampetti in mezzo, l'arbitro vede un'irregolarità. De Francesco ha già fatto ripartire l'Italia, ma qualche metro troppo avanti. Deve ripetersi la punizione per gli uomini in maglia verde. Allora Gimelli. Cross morbido per De Francesco che fa la sponda al volo per Pier Giovanni. Riesce a mantenere il pallone in gioco. Cross in mezzo. Tajani che respinge in calcio d'angolo. Ci sarà ancora da soffrire per portare questi 3 punti a casa per il Cottini. La batte De Francesco. Tutti dentro. Anche Calcaro è a metà campo. Cross in mezzo di De Francesco. Tajani di testa respinge in fallo laterale. Ancora il numero 7. In mezzo stavolta è Antonini, pallone in mezzo e Tremiliti sulla respinta, regala un incredibile 2-2 all'Alitalia, destro al volo e pareggio qui allo Sport City. Fischia l'arbitro, pareggio incredibile dell'Alitalia qui allo Sport City, 2-2 il risultato quando mancano davvero pochi secondi alla fine di questo match.
Cottini che fino a 5 minuti fa conduceva 2-0 70 cose siamo mangiati. e sembrava controllare la partita. Poi De Francesco con una giocata super l'aria aperta e Tremiliti con il destro dopo un calcio d'angolo respinto ha regalato il 2-2, ma qui il Cottini ci crede ancora e con Croce tenta di tornare in vantaggio, ristemma la barriera Calcaro, fischio l'arbitro, parte Croce, il destro respinto dalla difesa dell'Alitalia, pallone allontanato, Sentinelli, De Francesco lo anticipa, si invola verso la porta, ancora un dribbling di De Francesco che è fermato da Tajani, riparte il Cottini, Croce, Volpi, intervento in mezzo al campo, scivola un giocatore dell'Alitalia, spazio Volpi che si invola verso la porta, se la porta sul sinistro, superato Gimelli, ancora Volpi e non riesce a mettere il pallone in mezzo, poi carica su Calcaro, chiede scusa Volpi, Gimelli invita il numero 17 alla calma ed è rosso per Volpi. Carica su Calcaro, secondo l'estremo il direttore di gara ci sono gli estremi per il cartellino rosso e finisce in parità anche di uomini, 7 contro 7. Arbitro, ma mica ci ha fatto quella per la palla, no? Non è stato intenzionale secondo te? Si rialza Calcaro dopo un po' di cure da parte della panchina. È pronto a rimettere il pallone in gioco l'estremo difensore dell'Alitalia. Fischia l'arbitro. Parte Calcaro. Lunghissimo rilancio. Tajani di testa a respingere. Croce. Ultimo assalto probabilmente del Cottini Stebano Gomme. Piergiovanni e De Francesco in azione difensiva. Zampetti, Sentinelli. Probabilmente butterà il pallone giù, preferisce invece servire ancora Zampetti. Dribbling su Tremiliti. L'Italia però è brava a recuperare il pallone, a buttarlo in fallo laterale. Ancora il Cottini che insiste. Zampetti. In mezzo al campo per Croce dopo la rimessa. Pallone allargato per la corrente Tajani. Vediamo se deciderà di incunearsi in area o provare il cross. Tajani, dribbling su Piergiovanni. Poi prova l'appoggio per Croce, ma respinge la difesa dell'Alitalia. Un minuto alla fine. Tajani. Dominici. Ancora Tajani. A cercare Croce, anticipato da Gemelli. Tremiliti più lontano possibile. Sentinelli che aggancia. Per Zampetti, che cerca ancora Sentinelli, ma arriva il triplice fischio del direttore di gara. Pareggio incredibile allo Sport City. Partita bellissima fra Alitalia Calcio e Cottini Stebano Gomme.